una regione che nelle politiche sociali ha anticipato i tempi, soprattutto grazie ad una stagione di riforme fatte nella legislatura con Riccardo Ini. Famosa la legge 6/2006 che ancora oggi è applicata, seppur modificata in qualcosa, dove si parla chiaramente di tutte quelle che sono le azioni nel sociale che vengono fatte. Oggi dico, con le tante risorse che la Regione riesce a mettere in campo, io penso che vada aggiornata questo modo di agire, ma aggiornato chiaramente puntando molto sulla prevenzione, soprattutto tenendo conto di quello che sono le dinamiche demografiche, no? Che in questo momento qua conosciamo tutti e che portano chiaramente, no, le politiche sociali a essere protagoniste, soprattutto dopo il periodo del Covid che ha scoperto settori di fragilità, direi molto allargate, sulle quali dico, non bastano solo risorse, ma servono chiaramente politiche di riorganizzazione, di maggiori risorse messe sull'efficienza territoriale e sul sociale, andando a riorganizzare e a sistemare quelli che sono i conti che riguardano il settore ospedaliero.